Ultima dell'anno qui a Monreale, ottavi di Coppa di Sicilia, Città di Monreale contro Fada Football Club. Arriva una partita difficile per i ragazzi di Mister Maggio. Monreale sesto in classifica, quota 14 punti, mentre il Fada arriva da prima in classifica a pari punti contro il Cencena Calcio dopo lo scontro diretto vinto all'ultima di campionato del girone d'andata per 1-0. Monreale che arriva da un trend positivo, crescita ultimamente nelle 5 partite di Mister Maggio, che trova 2 vittorie, 2 pareggi e soltanto una sconfitta, mentre nelle Fada 5 risultati e 5 vittorie, in cui la coppia Alfano-Gio segnano 7 gol in 5 partite. Città di Monreale che approda agli ottavi di finale dopo la rimonta nella gara di ritorno contro la Neocitas Corleone, dallo 0-1 rimonta al 2-0, mentre il Fada passa ai calci di rigore battendo i Delfini Sporting Arenella. Particolarità, gli ultimi due incontri, gli ultimi due avvenimenti: Concadoro Monreale, tempi contro Fada 2022-2023, 5-1 per il Fada qui a Monreale, 6-1 invece al Cincallegra in favore del Fada Football Club. Analizzando 5 partite del Monreale contro le prime della classifica, si può notare che i ragazzi di Mister Maggio fanno fatica contro queste squadre. 4 sconfitte e un pareggio, mentre il Fad arriva da 5 partite in cui segna 12 gol, ne subisce soltanto 2. Sarà una grande gara qui al Concadoro Monreale. Io vi terrò compagnia, sono Filippo Longe. Buona partita e buon divertimento. Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Longi dal campo comunale Concadoro di Monreale, benvenuti agli ottavi di finale di Coppa di Sicilia, benvenuti a Città di Monreale contro Fada Football Club. Dopo averla già presentata bene all'inizio, all'avvio di questa live, ci ritroviamo oggi per l'ultima dell'anno, l'ultima di questo 2025, sempre qui sui nostri schermi su Elite TV, la voce del campo, gli ottavi di finale, gara d'andata per la Coppa di Sicilia di prima categoria. Scende in campo la squadra padrona di casa, il Città di Monreale, alla nostra sinistra schierata in tenuta bianca, mentre alla nostra destra, squadra ospite, arriva il Fada Football Club, primo in classifica nel girone B, prima in classifica a pari punti con il Cencena Calcio, su un primato conquistato all'ultima di campionato, all'ultima del giro d'andata, con la vittoria per 1-0 che decide fin qui il primato condiviso col Cianciano, come detto, del Fada, mentre il Monreale, come anche già detto in ripresa, ultime 5 vittorie, ultime 5 partite, 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Si prospetta una gara divertente, intensa. Sui nostri schermi a dirigere la gara il signor Giorgio Biagio Ciaccio della sezione di Palermo. È tutto pronto per iniziare per questo grande scontro qui sui nostri schermi. Monreale in maglia bianca, Fada in maglia blu. Come già detto, saluto da tra le panchine, saluto tra le due rose, tra le due società. E per il resto non mi resta altro che augurarvi una buona visione, un buon divertimento. Io sono Filippo Alongi, mi riprendo, vi terrò compagnia per questi 90 minuti di gioco, chiaramente come da convenzione ormai 2 da 45. Vedremo il Monreale alla prima stagione in prima categoria contro il Fada, uno delle invece che già comincia a trovare più esperienza in questo campionato. Colgo l'occasione per salutare a tutti. Salutare tutti gli spettatori collegati, chi ci segue da casa, vi invito a lasciare un mi piace, a mettere un'iscrizione per supportare il nostro canale. Parte lo scoreboard, parte il tabellino, ultime 5 partite, trova 7 gol la coppia d'attacco del Fada tra Alfano e Gio, mentre sa la quota 6 il capocannoniere su Cameli nel Monreale, anche lui in ripresa dopo un avvio
difficile per entrambe le formazioni. Primo pallone che sarà per la squadra ospite, primo pallone che sarà per il Fada Football Club. Ricordo, ripeto, questa è soltanto la gara di andata. Questa è soltanto la gara d'andata. Il Monreale arriva dalla partita vinta al ritorno per 2-0 contro l'Inocita Scorleone, rimontando uno svantaggio di un gol nel complessivo, mentre il Fada vince calcio di rigore contro i Delfini Sporting nella partita, squadra che ha pareggiato qui la partita per 2-2 all'ultima d'andata contro il Monreale. Tutto pronto per iniziare, metterà la palla in gioco Nuccio per il Fada Football Club, pronto per fischiare il signor Ciaccio, in attesa del fischio iniziale. Poi sarà tutto pronto tra qualche secondo per questo scontro, quest'ultimo al 2025 sulle TV La Voce del Campo. Fischia l'arbitro, fischia il direttore di gara, cominciano gli ottavi di finale di Coppa di Sicilia, comincia la gara di andata con il Fada che gestisce il primo pallone di questa partita. Lepre rimanda in avanti, tocca Vassallo e rimessa laterale Fada. Possiamo notare già qualche cambio di formazione, qualche ballottaggio vinto o forse anche qualche scelta obbligata in casa Monreale per i ragazzi di Mister Maggio che hanno avuto difficoltà durante la settimana dal punto di vista numerico. Complice anche il periodo e l'influenza di questo periodo. Scende in campo Lepre con la coppia insieme a Marino, da difensori centrali. Vi sono infortunio di Toti Ferreri. In mezzo al campo scelti di Cristina e Zummo, tra le riconferme Zummo che sta prendendo spazio per ora. Attacco composto da Sucamelli, Arena. Zummo a destra con Lucchese a metà campo. Occhio a Corrao, sta prendendo un rischio, passa comunque Corrao con convinzione, sta prendendo un rischio, ma la giocata è efficace per andare da Arena. Sponda di testa, palla verso Zummo che deve lottare contro l'avversario su di lui. Pitarresi subisce un colpo, c'è fallo sul 10 del Fada, fallo su Domenico Benetto Pitarresi. E calcio di punizione Fada che torna dietro nei suoi difensori centrali. Marco Cimino qui apre tutto e cambia, vuole andare lungo linea il 2, vuole andare lungo linea, lungo la fascia di destra, lungo la zona delle panchine. Pietro Cosenza, ora si ritorna dietro, giro palla e gestione qui dal Comune Conco di Monreale. Tempo uggioso, minaccia di pioggia incombente. Vi racconterò tutto ciò che accade dentro il campo in questi 90 minuti. Rimessa laterale per il Città di Monreale. Andrà a giocare Corrao con le mani. Di Cristina viene incontro, Corrao vorrebbe andare lungo linea, Zummo tocca, la palla scappa, Di Cristina non arriva, c'è ora il giro palla alla ricerca di Nuccio che tocca ma non basta e Marino esce verso Lucchese, aprendo sui lati, sponda e si va da Manno, protagonista di ottime prestazioni nelle ultime, grande compattezza sui lati, ora grande sponda di prima per andare da Sucamelli, eccolo qui il mio realizzatore del Monreale, Sucamelli Vassallo, indirizzo momento di Corrao, qui il capitano Amelio Vassallo, Corrao, punta l'avversario, rientra, torna dietro di Cristina, di prima tocca per andare sui lati, trova la chiusura di Petarresi, un altro pallone gestito in maniera forse frettolosa la di Cristina, sarà rinvio dal fondo per il Fada, rinvio dal portiere dalle parti di Antonino Nelardi. Rinvio dal fondo, Ilardi va corto dal suo centrale di difesa di riferimento cercando Tuzzolino e poi ritornando proprio dal mittente dopo lo scambio con Tarantino. Tuzzolino cambia, va dalle parti di Cimino, gira la palla nella retrovia Fada lanciando e aprendo sui lati, non trovando però i compagni sulle spinte, soltanto la deviazione di Manno che riesce a ribattere e mandarla via. Rimessa laterale Fada, pronto a rimettere in gioco con le mani Pietro Cosenza che ha disponibile dietro a Cimino, infatti va subito dall'uomo più vicino, va da Cimino, trovato sotto gli occhi di Mister Bonanno.
Occhio alle aperture, palla tesa precisa verso Pitarresi, il controllo è meno preciso, Zummo vuole tenerla in campo, la palla già è uscita, non riesce a mantenerla dentro il terreno di gioco Zummo, rimessa laterale per il Fada. Rimessa corta, si torna dietro, Tuzzolino, coinvolge pure il portiere Ilardi, manovra e gira palla per tornare corto da Cimino, sempre più protagonisti dell'impostazione, i due centrali di difesa del Fada. Fin qui 4 minuti e 30 di pura attesa, fase di stallo, si stanno studiando, prendono le misure delle formazioni, Manno sicuro qui attento, di testa colpisce, Lucchese prende spazio ma non basta, alla meglio il Nova, alla meglio l'attaccante Vincenzo Alfano del Fada, non c'è fallo qui, non c'è nessuna irregolarità secondo il signor Ciaccio. Ora possesso giro palla, si ritorna da Alessandro Lepre, che vuole anche lui l'apertura, Arena. Forse la palla era più per Zummo, Arena ha cercato di controllare, rimessa laterale per il Fada. Quinto del primo tempo, 0-0 in questa gara d'andata di ottavi di finale di Coppa Sicilia di prima categoria. Tra Monreale, che ricordo, sesto in classifica a 14 punti del girone A, e Fada, primo in classifica a 27 del girone B di prima categoria siciliana. Lepre, Zummo non trovato, grande anticipo su di lui, ora gira palla il Fada, prova a mantenerla con poca precisione, qui Pitaresi un po' frettoloso, Vassallo Arena, all'uomo alle spalle, non può girarsi, quindi serve lo scarico di Cristina, attacca benissimo lo spazio Lucchese, gioca a pochi tocchi il Monreale, Zummo, Lucchese di controbalzo, primo squillo della partita, calcio da fuori il Monreale, sicura e attenta la presa di Lardi, conclusione contenuta dai Lardi, senza sbavature, presa sicura, ma buona uscita, ottima manovra del Monreale, che ha trovato lo spazio su un ottimo giro palla. Imposta il Fada in maniera lunga, Lepre, c'è pure Tafuri, chiama e riceve sulla sua richiesta, come al solito Tafuri comanda al meglio la difesa, oggi ritorna lui tra le scelte in casa di mister Sergio Maggio, abbiamo visto molte rotazioni tra lui e Campanella, chiaramente quando un allenatore a disposizione due portieri di questo calibro, non a caso premiati con due dei tre portieri premiati come i migliori portieri del torneo del quartiere delle frazioni di Monreale. Lì è squadra, poi prendete anche il lusso di fare rotazioni, Arena con convinzione sul difensore centrale che poi deve ripiegare in emergenza dai Lardi sulla pressione di Arena. Ok, Lardi può approfittare della mancata pressione per andare corto. Poi apertura, trovando Manno, abile nell'anticipo, nel controllo e poi nello strappo. Manno se la allunga, vuole correre, ara la fascia di sinistra, Ilardi fuori dai pali, riesce a mettere una pezza, mette una pezza Ilardi, va a salvare lui, su una galoppata poderosa di Manno, rimessa laterale per il Monreale. Manno su Cameli, Manno non riesce a tenerla il terzino di sinistra della squadra di casa, la palla ritorna contesa con Di Cristina che pulisce tornando a Manno. Di Cristina può anche guardare dietro, invece preferisce fare una sterzata su Nuccio per mantenere il possesso nella tre quarti. Arena, giro palla tutto bianco fin qui in questi primi 7:30. Lucchese apre tutto, prende un piazza in mezzo al campo, gioca bene il Monreale, approcciato bene la partita, Vassalla Amedeo. Lucchese apre e cambia ancora, sventaglia a sinistra, Manno si sovrappone, su Cameli guarda in mezzo, alla ricerca di Zummo, anticipata alle spalle, ora Lardi la chiama e la fa sua, padroneggia nella sua zona Lardi. Blocca e riconquista, riconsegnando il possesso ai suoi. Ha voglia di fare una gran partita il Monreale in un palcoscenico importante contro la prima in classifica dell'altro girone. Zummo chiude la linea di passaggio di Tarantino e rimessa laterale proprio da quest'ultimo, proprio da Andrea Tarantino, ragazzo classe 2009, ricordiamo, ragazzo che d'anno di nascita, potrebbe giocare negli allievi, oggi schierato titolare in maglia numero 3, terzino di sinistra per il Fada. Su Cameli dà priorità a tenerla in campo, il passaggio è impreciso e quindi recupero e palleggio Mazzamuto. Cimino, l'apertura del 2
Cosenza lancia ma in maniera errata, c'è Sergio Maggio che va a fare raccattapalla, riconsegna il pallone a Manno per tornare dietro dalle parti di Umberto Marino. Tafuri non ha timore di tenerla lì dietro il Città di Monreale. Lepre sale, prende qualche metro mentre avverte una prima pressione di Vincenzo Alfano e si ritorna quindi da Giuseppe Tafuri. Viene incontro Lucchese. Umberto Marino prende ampiezza permettendo a Manno di salire quasi l'esterno in attacco con Sucameli che viene incontro. Sucameli, altra inversione tra le Manno. Rischia un attimo su Alfano, la palla arriva comunque da Lepre. Uno dei senatori di questa squadra. Di Cristina, Lucchese non arriva, passaggio a metà tra Corrao e Lotto, sono un po' scoperti sui lati. Qui Lepre contiene Alfano e si ritorna da Giuseppe Tafuri. Manno. Marino di Cristina viene da playmaker. Umberto Marino, Manno. Mentre stiamo per arrivare ai primi 10 di questo primo tempo, 0-0 fin qui, parità reti inviolate, una conclusione da fuori per il Città di Monreale con la botta di Lucchese contro Dailardi, per il resto tanta amministrazione al momento, ordinaria amministrazione. Di Cristina Corrao, Lepre, Tafuri invita ad andare da Manno, lui cerca l'aria, palla buona soltanto per Ilardi. Ilardi gioca corto al suo 2, Nuccio prova un controllo, Marino non vuole mezza misura, allontana il pericolo, una rimessa laterale che sarà per il Fada. Rimessa laterale per il Fada Football Club, mentre saluto e ringrazio con piacere delle belle parole spese per i nostri servizi nei commenti, invitando ancora di più a partecipare attivamente a questa live, lasciando magari un mi piace, un'iscrizione come regalo di Natale per supportare il nostro progetto. È tutto genuino nel portare voce a campi e categorie che ne hanno poca e anche a commentare, così da creare una buona community in questa live, interagire insieme. Occhio al Fada che si porta in avanti, comincia a mettere più grinta sui controlli, sugli interventi. Apertura sui lati, un po' lunga, sarà rimessa laterale per il Monreale. Non arriva a tenere in campo in questa dinamica Pietro Cosenza. Manno. Non arriva Vassallo, nemmeno Arena. Anticipo su di lui, si ritorna dietro, si ritorna sulla gestione Tuzzolini e Lardi. Prepara un lancio alla ricerca di Alfano. Lepre con la sua tranquillità di testa va dritto tra le mani di Tafuri e lancia preciso con il contagiri da Sucameli. Altra apertura tentata, anticipo Fada, ora duella ancora in mezzo al campo. Pitarresi entra dentro i giochi cercando Nuccio, rincorso da Di Cristina. Nuccio portato sull'esterna, porta palla all'11 il capitano del Fada. Aprendo sulla corsa, ottima chance per arrivare un traversone sul secondo palo, palla troppo profonda, Tafuri accompagna fuori, sarà rinvio al portiere, rinvio al fondo per il Città di Monreale. Battezza alto qui Giuseppe Tafuri e va a prendere questo pallone per rinvio dal fondo. Marino. Manno di Cristina, Nuccio in pressione, si ritorna da Tafuri, almeno viene ricercato Tafuri. Palla lunga per lui. Evita comunque il calcio d'angolo. Sale la pressione in casa Fada. Aumenta l'aggressione al portatore. Sarà rimessa laterale. Dopo che Tafuri ha evitato il calcio d'angolo. Lepre di testa allontana. Poi manda via Lucchese, Arena può crederci, occhi lì scena a testa, un difensore, mette il corpo davanti Cimino e Mazzamuto ritorna al palleggio, si ritorna Dailardi, può salire in mezzo al campo il Città di Monreale mentre può prendere ampiezza il Fada. Tuzzolino, apertura d'Alfano, riesce a tenerla in campo ma non tra i piedi dei suoi. Zummo, Corrao, Marino. Lucchese chiama e riceve, palla corta per il tocco di ritorno, Nuccio ora vuole far correre Alfano ma Tafuri esce fuori dall'area di rigore per evitare il pericolo. Occhio, il Fada comincia a far intravedere un'aggressione da prima in classifica.
Palla messa dentro alla ricerca di Pitarresi, lunga la palla per il 10, rinvio al fondo, rinvio dal portiere in favore del Città di Monreale. Rinvio corto, Lepre apre a sinistra verso Umberto Marino, invita a prendere qualche metro. Nuccio in pressione, Marino se ne libera, Manno non trova la giocata, occhio anche al fattore campo bagnato sulle piogge nelle ultime ore. Dovrebbe rappresentare anche un fattore chiave in certi episodi, sia per giocatori che per portieri. Marino in anticipo, rimessa laterale Fada. Questa volta è stata di Cristina. Vassallo apre tutto, Zummo può tenerla in campo, Pitarresi va in pressione, Arena prova l'aggancio, Arena manda via Tuzzolino, Zummo, Vassallo, 2 su di lui e quindi ritorna da Corrao. Che abilità nel palleggio di Cristina, Vassallo, triangolo chiuso, il Monreale sale, cambiando tutto, palla un po' orizzontale, difficile, arrivo verso Sucameli, è più facile, invece l'uscita di Cosenza, Sucameli sull'aggressione, Vassallo la ritrova e si ritorna da Corrao, che prima mette giù sul secondo tocco, si prende questa rimessa laterale per i padroni di casa. Rimessa dalla Città di Monreale. Corrao di Cristina, Corrao di Cristina ancora. Aprendo tutta a sinistra. Sucameli controlla, Manno sale, viene preso sulla sovrapposizione. Manno spinge ancora. Altra corsa, altra spinta. Palla messa dentro! La manda larga di poco. Occasionissima ancora Monreale. Questa volta va Zummo. Su una gran palla messa dentro. Sale con convinzione, con personalità il Città di Monreale. La manda larga di poco qui. Zummo. 0-0 ancora al primo quarto d'ora. Su una gara che si è presentata benissimo fin qui dal piano dell'intensità e del gioco in mezzo al campo. Nuccio contropiede ora alla ricerca di Alfano, la palla è lunga ma è veloce, Alfano calcia, alto il tiro di Alfano, prova ad andare a sfidare subito Tafuri, questa volta non trova lo specchio della porta ma comincia a prendere e cercare le misure della porta monrealese. Va alto questa volta per Alfano, rinvio al fondo, rinvio al portiere per il Città di Monreale con Tafuri che viene invitato dal signor Ciaccia a togliere la bottiglia accanto al palo. Lepre di Cristina. Nuccio scherma la girata alle sue spalle, quindi costretto a ricominciare con l'ausilio dei centrali. Tafuri Marino. Marino cerca ancora Manno, il controllo errato diventa una palla buona per Sucameli che può spingere lì a sinistra. Non è Sucameli ma Lucchese, perdone, eccolo qui Sucameli, servito proprio da Lucchese. Sucameli non arriva al tiro, Zummo vuole tenerla, non riesce, strappò Fada col tentativo di palleggio, chiuso poi dall'intervento di Zummo che risulta falloso per il signor Ciaccio. Fallo e calcio di punizione per il Fada. Commette fallo qui Zummo ai danni del giocatore maglia numero 4 Salvatore Giovino. Tuzzolino velocizza, la palla è buona per Cimino. Cosenza scivola Pitarresi, non può arrivare, c'è stata un'inversione intanto, Pitarresi scala a destra, l'esterno attacco mentre a sinistra contro Corrao, andrà in maglia numero 7 Mario Messina. Zummo vuole far correre Arena, ma la palla è troppo lunga, rimbalza larga, rimbalza oltre la linea di fondo, rinvio al portiere, rinvio al fondo per il Fada Football Club. Tuzzolino aspetta Arena, aspetta pure Zummo e il gioco viene sviluppato a destra. Cimino sale, trovato Cosenza, si ritorna da Ilardi che lancia lunghissimo, Ilardi prolunga, il Fada vuole andare dagli attaccanti trovando però soltanto Corrao, disturbata nelle spalle senza fallo. Lucchese apre la palla però imprecisa per Sucameli, più precisa invece per Cosenza che mette giù anche il tempo di gestire, come Cimino invita a mantenere la calma sul fraseggio e sul tentativo di impostazione dei ragazzi maglia blu. Tuzzolino non trova
Il suo attaccante non trova Alfano, soltanto la rimessa laterale per il Fada. Tarantino. Torna in mezzo, la Mazzamuto è completamente libero. E quindi il tocco di ritorno è dal 3. Tarantino aggredito, ora doppio, la palla resta ancora buona per i ragazzi ospiti del Fada che aprono tutto. Mazzamuto. Ottimo, Nuccio prolunga con eleganza, cercando così la palla verso Pitarresi. Manno lo va a prendere, lo porta sull'esterno, mantenendo anche la palla in campo. E quindi ora ripartenza e contropiede per il Monreale. Arena non arriva a tornare da Manno, si lancia sul pallone a chiudere qui Giovino. È rimessa laterale per il Città di Monreale. Arena. Non la tiene Francesco Arena. Messo giù Nuccio con fallo a Di Cristina. Commette fallo Michele Di Cristina, Daniel capitano del Fada. Arriva la chiamata puntuale, attenta, del direttore di gara che ferma il gioco. Assegna un calcio di punizione per il Fada Football Club. Ventesimo di gioco, 0-0 fin qui tra Monreale e Fada. 20 dei 45, mancano 25 per il recupero alla fine ancora. Corrosi appoggio da Furie. Di testa permettendogli la... Umberto Marino. Manno. Di Cristina. Verticalizza d'Arena, controllo riuscito e scarico da Lepre. A un tocco apre, palla buona per Corrao che accampa l'antesa per andare. Corrao rientra, forse l'allontana troppo dal suo piede di riferimento, ma la palla viene gestita dal capitano Vassalle. Poi Arena, Marino, Manno. Manno, occhio! Allo spazio, Arena. Su Cameli richiama, richiede e riceve. Manno nella di rigore cercata, arriva una buona copertura preventiva di Cimino che attende la terra quasi scivolata, che poi porta quindi di fatto al recupero del Fada Football Club alla ricerca della ripartenza evitata da un'ottima presenza di Umberto Marino, evitando il controllo semplice a Nuccio, lo porta all'errore, rimessa laterale che resta per il Città di Monreale. Manda via Cosenza, Nuccio, controllo, orienta la giocata per girarsi e far correre Alfano. Gran palla profonda, Tafuri, senza mezze misure, la manda sui lati. Occhio a queste palle, è già la seconda richiesta di Alfano, l'andare in profondità sulla corsa. Sembrava aver superato qui Marino, ma comunque non c'è pericolo. Tafuri esce ed evita ogni guaio. Alfano, posizione regolaggio dall'arbitro, invece non arriva il fischio. Arriva il fischio del signor Ciaccio, che assegna un fuorigioco su Vincenzo Alfano. Sarà quindi possesso Monreale quando siamo intanto all'esatta metà di questo primo tempo di gioco. 0-0 fin qui. In questa gara d'andata di ottavi di finale di Coppa di Sicilia tra Città di Monreale e Fada Football Club. Lepre. La palla è buona per Corrao. Controlla col mancino, gioca col sinistro di Cristina. Un tocco per verticalizzare, un tocco nel Fada pure per allontanarla. Rimessa laterale Città di Monreale. Corrao. Zummo Arena. Zummo circondato da maglia blu. Continua poi a salire progressivamente in mezzo al campo il Città di Monreale con queste rimesse laterali. Corrao corto. Palla per Lucchese. Rientra Vassalo, la chiede, il controllo imperfetto, il recupero di Pitarresi viene servito. Cercando un dribbling di troppo. Di Cristina tocca. Ora Cosenza passa con lo strappo palla al piede. Cosenza verticalizza. Nuccio preso forte alle spalle, gioca per il vantaggio. Palla lunga verso Alfano. Corrao deve andare a chiudere. Alfano è veloce. Corrao subisce una spinta. C'è fallo e calcio di punizione. Spinta di Alfano. Non c'è malizia, semplicemente contatto di gioco. Si chiariscono i due. Calcio di punizione per il Città di Monreale.
Calcio munizione Monreale, ottima copertura di Corrao. Meno il dribbling tentato in quella zona di Cristina, mentre i compagni non davano garanzie sulla ripartenza, in quanto veniva data tanta copertura sulla manovra offensiva di Cristina. Si aggiunge alla linea di centrali con Marino che scala a destra e Manno che può andare a fare l'attaccante aggiunto perché il Sugamele è più centrale. Occhio alle svolte tattiche di questa partita. Vassallo, eccolo qui, trovato mano ancora. Di prima vorrebbe Arena, Cimino allontana via Pitarresi, tocca morbiendo la palla per Lucchese che cambia per tutto. Come gioca il Monreale? Corrao. Tocca e sbaglia qui Pitarresi. Di Cristina. Altra interdizione, altra giocata chiusa, Natica fin qui in questi primi 25 Michele Di Cristina. Nell'attesa della manovra avversaria. Tafuri lancia, deve correre Zummo. Palla troppo lunga però per l'11. È buona l'idea, Tafuri ha già trovato giocata del genere, ricordiamo l'assist, il doppio assist nella partita contro il Caccamo l'anno scorso. Direttamente alla propria di rigore. Per mandare in porto gli attaccanti a queste caratteristiche, oltre a una straordinaria leadership e una presenza in porta che rappresenta veramente un lusso per la categoria. Pitarresi corre, Manno insegue, Pitarresi in area portato sull'esterno, ora deve reinventare e rielaborare la giocata cercando lo scarico da Mazzamuto, trovato, guarda l'aria ora, Mazzamuto prova ad andare dentro, Lucchese colpito sul braccio, fallo colpito, fallo commesso da Lucchese, tocco di mano, salta allargando il braccio, aumenta il volume del corpo e quindi l'arbitro non può fare altro che assegnare un calcio di punizione per il Fada quando siamo al 25esimo, mancano 20, 0-0 fin qui il risultato. Calcio di punizione. Pronto Fada a metterla in mezzo. Pronto il Fada con Cosenza a metterla in mezzo. Guardate pure intanto cosa accade in aria. C'è Cimino che usa Pitarresi come ariete per provare a bucare sul lepre. Noi concentriamoci in aria. La palla verrà battuta da Cosenza. Cosenza dentro, palla verso il primo, allontana via Di Cristina. Rimessa laterale per il Fada. Cosenza cerca l'area di rigore, trova la palla tolta, non del tutto, prova ora a chiudere il Monreale, occhio alla botta Di Cristina per terra, ribatte, ci ha provato a metterla in porta con l'acrobazia qui Nuccio, impatta ma c'è fuorigioco di Nuccio, fuorigioco del capitano del Fada, mentre abbiamo visto un'altra gran chiusura di Cristina sul tiro tentato da Salvatore Giovino. Tafuri. Marino, c'è Di Cristina in mezzo. Nuccio legge la traiettoria e ci ripensa Marino che va a corto da Lucchese. Vassallo stringe in mezzo al campo da soluzioni centrali mentre il Fada va a chiudere con questi due uomini come possiamo vedere. E quindi il Monreale, leggendo questa situazione in campo, gira palla ancora sulle ampiezze. Marino. Alza il baricentro il Monreale. Marino a sinistra trovando Francesco Arena. Su Cammelli disponibile in mezzo. Fallo su Francesco Arena, fallo sul 10 del Città di Monreale. Sarà calcio di punizione per la squadra di casa. Calcio di punizione corto. Su Cammelli mette la palla in mezzo. Troppe maglie blu a confronto di quelle bianche. Manno la rispedisce lì, Lardi deve bloccare, lo fa in maniera sicura in due tempi. Blocca Lardi con esperienza. Sulla palla velenosa messa la mano, c'è da dire. Tuzzolino. Gestisce le Fada. Tuzzolino la mantiene su terra. Alfano, anticipato da Corrao. Va a cercare Zummo. Spinge a destra il Monreale. Zummo contro Tuzzolino. Passa sul 7 ma non sul 6 qui Zummo. Mazzamuto. Su Cammelli in pressione.
Sembra aver uscito dal traffico il Fada, fino a lancio lungo verso Nuccio. Marino sicuro di testa con le braccia ritirate, non commette fallo qui Umberto Marino. La ritrova il Fada, c'è di Cristina per terra. Vassallo tocca ma non basta, spinge a sinistra. Ora il Fada. Messina Alfano. Gioca il Fada, mentre Alfano viene invitato a mettere la palla fuori, c'è di Cristina per terra. Ilardi comanda la squadra dietro di allontanare questo pallone, nonostante fosse quasi entro l'area di rigore. Con sportività il Fada si ferma per verificare le condizioni di Michele Di Cristina dopo una sbracciata al volto. No, ancora no. Si può tornare. Il Morale riconsegnerà la palla al Fada dopo l'ottimo gesto sportivo della squadra ospiti. La squadra ospite. Ora Corrao, Tafuri, lancio lungo. E la palla torna a Fada Football Club. Ilardi vuole i suoi più alti. Nuccio Marino, questa volta tocca Nuccio. Ma Marino complica la giocata. Manno, altro strappo, Mazzamuto va a schermare. Portato per terra un uomo. Fallo su Socameli. Subisce un colpo. Calcio di punizione che sarà per il Città di Monreale. Lucchese. A destra vede Corrao. Lo vede pure anche Tarantino e quindi preferisce girarla ancora il Monreale. Gran recupero, grande lettura e giocata di Giovino. Cimino, scambio con Mazzamuto. Cimino prova ad allargare, Nuccio spegne questa palla. La difende ancora il capitano del Fada, portalo per terra. Sul raddoppio di Cristina Arena, fallo su Nuccio e calcio di punizione per il Fada quando il cronometro segna 30 minuti esatti, mezz'ora di gioco, un quarto d'ora alla fine, più un recupero quando l'arbitro dovesse ritenere opportuno a segnare minuti extra. Fin qui nessuna perdita di tempo straordinaria, il gioco procede scorrevole in maniera fluida. Fin qui mezz'ora, primo terzo di partita che è andato e la gara si è presentata a ritmi alti. In quest'ultima del 2025 su TV la voce del campo. Socameli non riesce qui a tenerla. Pitarresi lancia, Alfano tocca, ammorbidisce questo pallone mentre alle spalle c'è il compagno. Eccolo qui trovato, eccolo servito. Cross in mezzo, profondo, non arriva nessuno in maglia blu ad incidere su questa palla. Messina la mette dentro, sarà rinvio al fondo per il Città di Monreale. Manno. Umberto Marino. Di Cristina viene incontro. Fin qui si è visto poco a medio Vassallo. Manno riesce ad alleggerire questa palla difficile servita dal compagno. Rimessa dalla Città di Monreale. Dicevamo, si è visto poco Vassallo nel gioco? Forse perché il Fada sta complicando lo sviluppo per i centrali. Abbiamo visto tante occasioni nate dalle corsie laterali. Non peraltro, siamo ancora lì dalle parti di Manno. Vassallo. Manno tocca, Di Cristina non può ritrovarla, il recupero viene servito da Giovino che vorrebbe andare, Vassallo a schermare questo lancio, interdizione e la palla ritorna però dalle parti del 10, Pitarresi, vola Alfano, scappa alle spalle di Marino, deve tornare il 6, Alfano messo giù, c'è fallo commesso da Umberto Marino, calcio di punizione per il Fada, però c'è un altro giocatore a terra, c'è Pitarresi alla metà campo, Dolorante, l'arbitro andrà a verificare le condizioni pure di Pitarresi. Calcio di punizione Fada per un fallo su Alfano, fallo commesso da Umberto Marino. Vista la posizione, da calcio piazzato, noi ci concentriamo nei blocchi in area di rigore. L'unico deficit, questo palo nel mezzo. Andrà a mettere la palla in mezzo Cosenza. Teniamo il fischio dell'arbitro che sta per arrivare. Fischio il signor Ciaccio. Cosenza destro sul primo, Nuccio tocca ma la manda alta. Colpisce Nuccio ma non basta. Rinvio
dal portiere per il Città di Monreale. Rinvio al fondo alle parti di Tafuri, che sembra andare alla giocata corta. Infatti è così. Tafuri, Lepre, Marino. Deve rincorrere, scivola, tira in campo, si rialza, la palla resta dentro il terreno di gioco. Tafuri. Terreno di gioco scivoloso. Lo si è dimostrato anche in questa dinamica. Lepre. Corrao orienta e ritorna dietro. Corrao Vassallo. In mezzo al campo ha trovato Lucchese. Alle spalle Pitarresi, vuole andare morbido a destra, la palla rimbalza e viene gestita col petto da Corrao che ritorna dietro al suo capitano a medio Vassallo. De Cristina, Vassallo, va da Marino ora, si distende ancora il Monreale sui lati. Marino, ma intenta nessuno viene incontro, soltanto Vassallo sulla linea orizzontale, la palla è per Sucameli che di prima serve la sponda da Zummo. Manca però qui la giocata a Zummo, manca il tocco di ritorno e quindi può recuperare Massamuto. Ma ancora Monreale, Vassallo, Lucchese, Vassallo, grande anticipo di Cimino, palla che resta lì tutta bianca. Sucameli calcia da fuori, Lardi allontana via, la manda via Lardi, Sucameli ci prova dalla distanza e calcio d'angolo Città di Monreale. Calcio d'angolo Città di Monreale. Prova a mandare un segnale Sucameli, il mio realizzatore del Città di Monreale. Vassallo dalla banderina, noi entriamo in aria. Vassallo vuole il secondo, cerca Marino che svetta ma non colpisce, la palla resta ancora buona per il Monreale che mantiene con Sucameli. C'è un giocatore fermo in area di rigore, Sucameli lo vede, anche lui, un grande sportività, mette la palla fuori. Per verificare le condizioni dell'avversario Tarantino, come abbiamo già detto, ragazzo classe 2009. Schierato oggi titolare in mezzo al campo da mister Domenico Bonanno. E fa da riconsegna al Città di Monreale, tornando alle parti di Tafuri, 9 al 45esimo, 0-0 fin qui. Di Cristina Marino, Tafuri gioca a sinistra, la palla è buona per Lucchese. Umberto Marino, mister Maggio ha qualcosa da correggere a Lucchese sui passaggi serviti fin qui, un poco timido su qualche dinamica, mentre l'altro ha convinto molto di più. Cerca di correggere in questo mister Sergio Maggio, ma allontana via Tarantino, sceglie il male minore, concede il calcio d'angolo con Zummo che correva forte alle spalle, calcio d'angolo Monreale, seconda occasione alla bandierina nel giro di un minuto, si presenta Matteo Vassallo a metterla dentro l'area di rigore, quindi noi come di consueto, l'ITV Cam, entriamo in area di rigore. Vassallo non trova nessuno ai suoi, la palla arriva al limite. Di Cristina apre da Vassallo che ritorna dal fuorigioco in maniera regolare, mette dentro Sucameli, poco coordinato qui per la girata e Lardi ben presa sicura. Forse l'ha vista all'ultimo, Sucameli ci ha pensato troppo. Ora il contropiede è servito, il Fada vuole spingere, Manno non lo permette. Rimessa al laterale Fada. Ancora attentissimo Manno. 3 migliori di questi primi 37, cambia intanto, esecuzione errata, Tarantino si perde su una piccolezza. L'arbitro assegna un cambio, la rimessa laterale per il Città di Monreale. Corrao, Lucchese in palleggio, poi cerca Zummo, Tarantino di testa, rimessa laterale per il Monreale. E questo è il ritrovo di Lucchese, recuperato da un avvio di stagione un po' travagliato tra gli infortuni. È una caratteristica importante, un fattore importante per mister Maggio. Corrao prende un colpo, si rialza ora, andrà a battere questa rimessa laterale. Corrao vola Arena, 2 su di lui, Messina tocca per ultimo. Ancora Corrao, questa volta andrà a lungo in aria. Invece no, Di Cristina viene incontro. Di Cristina controlla con il petto, palla che spiove in aria e blocca i Lardi, la braccia
per provare a velocizzare e andare sul contropiede. Marino. Corrao. Alle spalle Alfano, lui può avere campo per spingere. La palla è per l'11. Va dentro Zummo. Lucchese. Palla velenosa, brutta palla persa. Ha cercato Alfano, Lepre deve rincorrere. Alfano. Lepre deve andare a chiudere subito. Alfano contro Lepre. Contrasto vinto dal colosso della difesa del Monreale. Su una bruttissima palla persa in una zona troppo pericolosa. Sembra aver toccato per ultimo Alfano. E invece l'arbitro indica una rimessa laterale. Ha toccato Alfano per ultimo. Posso darlo per certo. Col piede dietro Vassallo. Ma l'arbitro assegna questa rimessa laterale per il Fada. Da qua siamo riusciti a vedere in maniera attenta. Comunque, fatto circostanziale. Pallone gira nelle retrovie del Fada. Messina di testa, Corrao colpito, deve evitare il calcio d'angolo e sembra poterlo fare con tranquillità. Tafuri è fuori dai pali. Vassallo, sponda di petto di Cristina, non trova Arena, ma Mazzamuto il controllo imperfetto, riesce comunque a tenerla, riesce a mantenerla, la mette in cassaforte il Fada quando c'è la Mazzamuto. Cosenza, Volenuccio che prova a sguizzare via, Marino attento, riesce a chiudere, calcio d'angolo Fada, 40 sul cronometro, 5 alla fine del primo tempo, 0-0, gara frizzante, gara giocata a ottimi ritmi, per come si presentava la vigilia, sta confermando al meglio le aspettative. 40 spaccati, 5 alla fine di questo primo tempo, 5 più recupero. Oh, ritorniamo. Cross in mezzo di Cristina, poco fuori l'area piccola, manda ancora lì in calcio d'angolo. Vitare si mette sul prima, ancora di Cristina, tanto nel chiudere. Arena, disturbata alle spalle sull'anticipo, mantiene il Fada, resta al limite col tiro da fuori, ci ha provato il 4, ci ha provato Giovino. Tafuri blocca e lancia a lungo, alla ricerca di Zummo trovando Tarantino, mette giù, è libero, può mettere a terra e giocare con tranquillità. Messina la sponda sicura, Giovino. Prova a farsi spazio, apre a sinistra, gran giocata, ma Messina era oltre. E poi c'è un giallo per lui. Ammonito Messina per aver calciato via il pallone dopo il fuorigioco chiamato. Giallo possiamo anche classificarlo come evitabile. Ma arriva il primo cartellino, il primo giocatore inserito nella lista dei cattivi. Ma dell'arbitro, visto che siamo in tema. Ammonito Messina, il primo giallo di questa gara. È il 7 blu. Lepre va da Marino. Umberto Marino sale su Cameli, viene incontro con Manno che scatta a sinistra. Di Cristina vuole proprio lui, ancora Manno, palla precisa, perfetta con il contagiri pure lui. Manno chiuso, fermato da Cosenza, l'ultimo tocco è del 2. Del Fada. E calcio d'angolo per il Monreale. Battuto dal solito Capitan Vassallo. Vassallo dentro, Ilardi tocca, evitando l'arrivo verso Sucameli che se la va a riprendere comunque. Sucameli colpisce Tarantino, richiede un tocco con il braccio. Sucameli che non c'è, l'arbitro attenta, segna soltanto un calcio d'angolo per il Città di Monreale. Ancora Vassallo, secondo consecutivo, questa volta dalla destra. Mister Maggio vuole che i suoi partano dal limite dell'area di rigore per poi scattare e disperdersi in area dopo che Vassallo tocca. Vassallo vuole su Cameli, svetta in alto Cimino. Non può toccare Vassallo, Marino trattenuto, manda via Pitarresi, mantiene posizione avanzata il Città di Monreale. Alla fine di questo primo tempo, quando mancano 2 più recupero alla fine. Corrao riceve palla, non raccatta palla inedito. Poi Lucchese sbaglia il tocco di ritorno.
rimessa laterale per il Fada. Mister Maggio dice ai suoi di restare alti lì in aggressione. Occhio per a scoprirsi sulla ripartenza alla fine del primo tempo. Alfano viene incontro. La rimessa laterale di Tarantino sarà lunga. Messina controlla, prova a passare, scodella in avanti, Lepre non ci sta, non vuole tenerla e ribatte Delardi che va sicuro sulla presa. Cosenza comincia l'ultimo giro di lancette per questo primo regolamentare, poi vedremo se arriveranno comunicazioni al signor Ciaccio su un eventuale recupero. Sicuro Tuzzolino. Sucameli controlla, pronto a puntare Manzamuto. Arena, sponda riuscita. Sucameli tiene, Cosenza è più feroce sull'aggressione. Quindi ora cerca di ripartire con Nuccio, cerca di affidarsi alla qualità del capitano del Fada. Nuccio pure Manno, contenuto da Manno. Non c'è contatto falloso, semplice contatto fisico tra Nuccio e Manno. Rimessa laterale, ancora monumentale Manno. Il migliore di questo primo tempo nel Città di Monreale. Lepre di Cristina. Sale Marino, sale pure Manno. Lucchese va incontro alla giocata. Non può essere servita vista la chiusura della diagonale di Pitarresi. E quindi ancora giro palla, palleggio Monreale. Potrebbe essere l'ultima di questo primo tempo perché siamo al 45esimo. Non sono arrivate comunicazioni sul recupero. Mazzamuto ritorna dietro cercando Tuzzolino. 45 sul cronometro. Non abbiamo indiscrezioni su un eventuale recupero da parte del signor Ciaccio, che porge le fischiette alla bocca e quindi si andrà all'intervallo senza recupero. 0-0 tra Monreale e Fada. 0-0 ma di grande intensità, un primo tempo giocato ad alti livelli, alti ritmi in questa gara d'andata di ottavi di finale di Coppa di Sicilia. Io mi silenzio qualche minuto nell'intervallo. Vi invito a lasciare un mi piace e un'iscrizione al nostro canale. Like ora d'obbligo, ne vedo troppo pochi visto in confronto agli spettatori che siamo circa 60 collegati. Un mi piace e un'iscrizione sarebbe un regalo per me, un supporto del tutto gratuito al nostro progetto. Ci sentiamo tra poco, ci sentiamo all'inizio del secondo tempo.
Pronti per riprendere, per ricominciare? 0-0 tra Monreale e Fada al momento. Primi 45 di assoluto equilibrio, tanta personalità in campo, voglia di far bene in questa partita. Gioco fluido, scorrevole, un gran primo tempo con l'augurio che possa restare sulle stesse tendenze in questo secondo. Attendiamo il fischio del signor Ciaccio che comincia a chiedere i primi check ai portieri. Arriva l'ok da Tafuri, arriva l'ok dei Lardi. Sarà del Monreale questo primo pallone nel secondo tempo. E quindi riprendiamo 0-0 nei primi 45 di questa gara d'andata di ottavi di finale di Coppa di Sicilia. Vedremo come saranno uscite dagli spogliatoi le due squadre. Vedremo cosa avranno detto i rispettivi allenatori. Mister Maggio e Mister Bonanno. Si gioca, si va 0-0. Ora ricomincia la partita, comincia il secondo tempo. Rimessa tra le città di Monreale. Manno, il migliore del primo tempo nella squadra di casa, veramente super in forma, sta arando la prova fascia di competenza sia nel lavoro difensivo che nel lavoro offensivo. Nuccio tocca, riesce a recuperare Marino, palla alta di Cristina, di testa gioca a destra, Zummo vuole far correre Arena che viene atteso però da Tuzzolino, contrasto sicuro del 6, rimessa laterale per il Città di Monreale. Di Cristina, sponda corretta per Vassallo. Ora si gioca, Corrao, Amedeo Vassallo, vuole ritornare a destra, cerca di chiudere la giocata Pitarresi, Corrao, atteso da Mazzamuto. Recupera palla proprio lui, Mazzamuto ancora, questa volta se la perde però forse si intestardisce un po' Corrao nel cercare il numero su quel lato, ma si riprende questa rimessa laterale nuovamente in favore delle Città di Monreale. Allontana via Tarantino. Recupera il Monreale, Manno spazza, dà priorità, farla volare via, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere Fada. Rinvio dal portiere per il Fada. Quando mette la palla in gioco i Lardi. Richiede di alzare il baricentro e Lardi per preparare il lancio lungo alla metà campo. Marino sicuro di essere sull'anticipo su Nuccio. Rispedisce via Tuzzolino, Lepre, travolge Alfano che resta giù. L'arbitro ferma il gioco, assegna ora il fallo di Lepre. È calcio di punizione per il Fada. Calcio di punizione Fada. Ha tentato, comunque ha lasciato attendere per regolare il vantaggio il signor Ciaccio. Fallo di Lepre su Alfano e calcio di punizione che sarà per il Fada. Andrà a battere Mazzamuto. Si giocherà dopo l'occhio di Tafuri. Può battere Mazzamuto. Tutto al limite il resto. Mazzamuto con il mancino va dentro, Lepre svette in alto, la toglie dall'area, Vassallo corto verso Arena, tocco di ritorno, si ritorna a Amedeo Vassallo che rilascia dietro la palla per Francesco Arena, ma invece più propenso di Cristina. Zummo quasi a fare il falso 9, prolunga verso Sucameli che ora può puntare. Sucameli lascia dietro, palla un po' corta, Messino Manno, colpisce Manno, ricordo Messina, unica monito di questo primo tempo. L'unica monito del primo tempo, l'unica monito finora, rimessa laterale Fada. Può battere Cosenza. Mazzamuto copre con il corpo il pallone, mantenendola buona solo per i suoi compagni. Ora pronta a lanciare lungo il 5, ma qui Cimino non trova la palla per Nuccio. Buona solo per Pepe Tafuri, che se la viene a prendere bloccandola e servendo Alessandro Lepre. Marino ha spazio, va a chiudere la giocata Nuccio. Spinge a sinistra il Città di Monreale, Manno
con Cosenza che insegue, Manno passa, ancora gran giocata di Manno, tiene in campo, e invece no, il signor Ciaccio con qualche istante di riflessione assegna un rinvio dal fondo, un rinvio al portiere per il Fata, non è riuscito a tenerla dentro Manno. Lancelardi, Alfano riesce a prolungare per Nuccio, gran giocata, Nuccio lancia verso Messina, Tafuri chiama e fa sua. Dal di Tafuri questo pallone e cerca l'ampiezza, cerca i lati verso Corrao, Lepre. Vassallo orienta dietro, Mazzamuto insegue, Vassallo copre anche lui il pallone, però rischia di tenerla troppo, va la persa, Alfano, Marino non riesce a prendere, Alfano contro Tafuri, chance per l'1-0, l'ha mandata larga Alfano, sotto porta si perde qui, rinvio dal fondo, brutta palla persa dal Città di Monreale, forse una mancata intesa, una mancata comunicazione, 3 reparti, rischiava qui molto di più, Alfano sotto porta è arrivato poco freddo, non come ci ha abituato in questo avvio di stagione, in questa metà di stagione, perché già è andato via la prima parte, il giro d'andata. Di Cristina fa correre Manno, chiude Cimino, tocca Cosenza, richiesto un tocco con il braccio da tutto il Monreale, l'arbitro fa segno di lasciar proseguire il gioco. Messina, Lepre controlla. Gioca il Città di Monreale, Lepre. Si placano le proteste dei padroni di casa ora. Lucchese Manno, su cammelli larghissimo sui lati. Manno ritorna dentro, la palla è buona per Di Cristina mentre vede arrivare Nuccio e sarà libera subito col mancino. Corrao, Vassallo. Coinvolge più interpreti ancora il Monreale. Di Cristina c'è lo spazio per il tiro. Vorrebbe l'imbucata da su Camelli. Attenta alla chiusura del Fada, che ora vuole uscire con Mazzamuto. Arena disturba, passa via Cosenza. La palla è verso Nuccio che attende l'arrivo di Marino. Ancora sicuro fin qui il gran duello tra Umberto Marino e Nuccio. Arena, fallo commesso da Nuccio, calcio di punizione. Non c'è malizia, soltanto tanto calcio in mezzo al campo. Gran partita dal Comunale Concadoro. 0-0 ancora il risultato. Di Cristina, Lucchese, Di Cristina, palla per Amedeo Vassallo. Arena difende, protegge con il corpo, copre il pallone, lo scarico è perfetto. Lucchese Di Cristina ancora a smistare questa palla in mezzo al campo. Ora su Camelli, vuole Corrao di testa, non trova Zummo, ma il recupero di Pitarresi. C'è ancora il 10 che la tiene su delle palle difficili da mantenere. Mazzamuto lancia affidandosi all'attaccante ora. Marino insieme a Lepre riescono a contenere Alfano. Prova a mettere calma in mezzo al campo, un po' di frenesia sulla giocata nell'ultima salita del Fada. Ora ritorna con calma. Mazzamuto apre tutto, apre dalle parti di Cosenza che può salire con convinzioni sui lati di destra. Ma sì, Messina il tocco di ritorno. Lucchese o Messina va forte sul pallone Messina, senza paura dell'intervento, nonostante il giallo che ha già ricevuto. Rimessa laterale per il Città di Monreale. Manno Marino, Tafuri, testa la palla per Lepre che lancia a lungo. Lepre non trova il suo attaccante, ma il tocco di Tuzzolino è quasi una sponda per andare da Corrao. Zummo, ma la tiene Cimino. Cimino Pitarresi. Bene, qui con calma, con tranquillità esce il Fada. Su Camelli tocca e rimessa laterale per il Fada Football Club, mentre Mister Maggio manda a scaldare l'intera panchina. Soltanto i 4 a disposizione a subentrare come giocatori in movimento. Emergenza numerica in casa Monreale, però quei 4 che ha a disposizione, diciamo, sono giocatori che potrebbero perfettamente partire titolari. Di Liberto, Di Stefano, Porzio, vedo Bevilacqua, se la vista non mi inganna da qui, però occhio, c'è un giocatore per terra, ha richiesto un fallo che non c'è, sale il Monreale, va con Lucchese, Lucchese apre tutto, Vassallo, ritorna dietro a Amedeo Vassallo,
Sale Corrao, lascia per Di Cristina. Manno ancora altissimo a fare quasi l'attaccante aggiunto. Su Cameli, ce l'ha sul destro, vuole l'area di rigore, non trova né Zumo né Arena, soltanto per un altro pallone di facile copertura, di facile contenimento monrealese. Vassallo arriva sulla palla e riesce ora anche a puntare. Vassallo contro il 3, Vassallo contro Tarantino. Il tacco di Vassallo ad inventare, numero giocata. Traversone in mezzo, non c'è nessuno lì, nemmeno fuori dall'area di rigore. Occhio al contropiede, deve ripiegare dietro il Monreale. Messina morbido a cercare Nuccio, trova soltanto Umberto Marino. E ora Arena. Messina insegue. Manno spinge. Gabriel Manno. Di Cristina. Giro palla asfissiante del Città di Monreale. Vassallo salta l'uomo. Ha lo spazio per il tiro, non vuole provarci ora. Vuole andare invece in aria. Su una giocata troppo leziosa per Arena. Mantiene troppo il pallone su un possesso che però risulta sterile. Rimessa laterale Fada. 10° del secondo tempo. 55 segna il cronometro. Manno Alfano, una 2 di sopra. Manno mette il corpo davanti, difende ancora. Ottimo lavoro di Manno, rimessa laterale Monreale. Mentre mi devo correggere, il quarto a riscaldarsi è il nuovo acquisto Bonanno, non Bevilacqua. Vassallo sulla palla, Nuccio si prende questa rimessa laterale. Lepre contro Alfano, occhio ai gomiti di... E le braccia di Alfano sulle spalle di Lepre che va giù, trova il contatto e il calcio di punizione per il Città di Monreale. Calcio di punizione Monreale. Andrà a battere Tafuri che prende qualche metro e gioca corto, cortissimo, proprio da Alessandro Lepre, quello che se l'è preso quel fallo. Lepre, Corrao di Cristina. Cerca Lucchese, non usa il sinistro, ha spazio e quindi prova anche il destro. Arena, Messina voleva un tunnel, la palla resta comunque tra i suoi piedi. Cimino, Cosenza, in avanti Nuccio non trovato, c'è Marina ancora attaccato al capitano maglia numero 11 avversario, forse il leader tecnico di questa squadra. Nuccio prolunga, grande idea verso Alfano che non coglie forse l'idea di Nuccio e Tafuri la manda via più lontano che può, una rimessa laterale che sarà per il Fada. Cimino. Copre bene Corrao. O Pitarresi oppure Zumo, alla meglio Zumo, ma non riesce a tenerla in campo. Rimessa laterale per il Fada che torna a presentarsi lì in avanti. Secondo tempo, fin qui in questo avvio, 12 minuti e 30 di pura attenzione. Altro cambio, è il secondo cambio chiamato a Tarantino. Esecuzione che risulta ancora imperfetta per il signor Ciaccio, che assegna un cambio, una rimessa laterale per il Città di Monreale. Pitarresi verticalizza verso Alfano che si gira, ma Marino non gli concede spazio e la fa volare via. O Messina o Manno, lo prende altissimo Manno. Messina voleva continuare la corsa. Bel campo termina, è rimessa laterale per il Città di Monreale. Rimessa laterale Monreale. Batte Manno, cerca Arena che non tocca, Mazzamuto sì, ma se la porta fuori. Sale il Monreale, sale la metà campo su questa rimessa. Su Cameli triplicato addirittura. Giovino apre a destra, apre a sinistra, perdonami. Pitarresi non arriva, Corrao lo supera con il numero. Corrao Di Cristina, libero Lucchese, Mazzamuto alle spalle, lo scarico è servito da Di Cristina che sbaglia il tocco, colpisce male, la palla diventa buona per Messina ma sul controllo guasta la giocata e quindi la ritrova così il Monreale.
Arena viene incontro Zummo per poi tagliare in profondità. Francesco Arena non se la sente ancora di lanciare, non se la sente di sventagliare il Monreale, preferisce tenerla sulle giocate corte mentre ci avviciniamo al quarto d'ora del secondo tempo. Gabriel Manno rientra, passa bene, ha il tiro, Manno da fuori, Lardi su una palla velenosa riesce a ribattere e si affida alla rimessa laterale. Primo squillo del secondo tempo, ancora che passa tra il destro di Manno, mentre c'è cambio nel Fada. Si prepara Di Stefano, ma prima è il momento del ragazzo in maglia numero 17 del Fada Football Club. Pronto all'ingresso in campo Pietro De Luca al posto di Messina. Fuori il 7, dentro il 17. Fuori Messina, dentro De Luca in maglia blu. Questa sarà rimessa laterale per il Città di Monreale. 60° esatto. Maggio vuole più apporto in area di rigore, vuole più uomini, più densità offensiva di Cristina. Mancino dentro. Palla troppo alta, troppo lunga. Non c'è nessuno che può prenderla. Cambio pure il Monreale. È il momento di Di Stefano. Vuole più quantità e più grinta in avanti. Mister Sergio Maggio si affida a Di Stefano che entrerà al posto di Lucchese. Fuori Lucchese, dentro Di Stefano che andrà a fare certamente il centravanti, quindi cambierà qualcosa in mezzo al campo. Sembra essere il primo indirizzo, il primo cambio tattico. Arena stringe a centrocampo, Di Stefano a fare il centravanti con Sucameli che prende posizione fissa a sinistra. Eppure Di Liberto, anche Di Liberto in campo, fuori Lucchese, Zummo, dentro Di Liberto e Di Stefano. Cambio a dare tanto apporto in attacco, tanto qualità e quantità. Entra alla panchina tra Di Stefano e Di Liberto. Ilardi va a lungo. Arena di testa cerca la prima reazione di Stefano. Di Liberto prova a insidiare i difensori avversari. Tarantino non vuole rischiare e la manda via. Rimessa laterale Monreale. Rimessa dalla Città di Monreale. Corrao corto, la Vassallo che richiede e viene accontentato. Corrao medio Vassallo. Destra a controllare, cerca il limite, non trova Arena. Ora occhio al contropiede, un po' scoperto il Monreale. Nuccio vuole Alfano, Marino deve scortare l'uscita di Tafuri che arriva sicura a mandarla via più lontano che può. Rimessa laterale per il Fada. Non rischia Tafuri. Pronto a giocare Cosenza dopo l'ultimo tocco di Giuseppe Tafuri. Alfano non arriva a toccare. L'ultima deviazione di Marino. E la rimessa laterale per il Fada con Cosenza che continua a salire su questi laterali da destra. Lepre invita i suoi a mantenere alta la concentrazione in aria. Va a lungo Cosenza a cercare Alfano. Allontana via, spazza Arena. Di Stefano si fionda sul pallone. Tarantina un tocco, la manda via. Rinvio dal fondo Città di Monreale. Rinvio dal portiere Monreale. Lepre, servito da Giuseppe Tafuri, minuto numero 18 del secondo tempo, 0-0. Di Stefano qui subisce l'anticipo, la palla risulta sempre buona per Vassallo. Di Cristina contro Alfano, rischio ma la giocata è efficace per poi orientare a sinistra da Manno. De Luca indirizza il pressing, Umberto Marino, Giuseppe Tafuri. Aspetta ora Alfano, non prende il portiere. Tafuri Lepre. Lepre. Da Di Liberto, tocco di prima, l'idea c'è, il campo finisce però. Rimessa laterale, non riesce a realizzare quanto fatto. Altra rimessa laterale, andrà Tarantino. Che va lungo linea, ma buono per Vassallo. Mette giù. Poi Di Liberto. La rimessa laterale buona ancora per il Città di Monreale. Corrao, dietro al solito Vassallo.
mentre viene incontro Di Stefano, non riesce qui a difendere ma se la riprende ancora. Di Stefano, palla per Diliberto, la tiene stretta tra i piedi, passo corto per andare in mezzo, Cimino, prima tocca a lui, poi se la manda sulla mano. Rischia tantissimo qui il Fada, con Cimino che ha dato l'impressione di prima calciare, poi colpire col braccio. Da qui è sembrato in questo modo, il Monreale pure, è sembrato così. Forti polemiche in campo, si continua a giocare 0-0 al 20° del secondo tempo. Intervento duro ma regolare, secondo il signor Ceccio, che lascia proseguire ancora il gioco. C'è un giocatore per terra nel Città di Monreale, ma fuori dal campo si può giocare, ma ora Vassallo si ferma. L'intervento era su Corrao, che si rialza ora. Rimessa laterale per il Fada, che riconsegna al Città di Monreale. 25 al 90°, 0-0 fin qui. Umberto Marino, Giuseppe Tafuri. C'è mano che potrebbe essere cercato sulla corsa, non ancora. La palla è a destra. Lepre sale, Alfano accenna la pressione. Di Stefano cerca di lasciare scorrere, abbracciato qui Di Stefano. E fallo commesso da Tuzzolino, calcio di punizione per il Città di Monreale. Gioca veloce in Monreale, Diliberto punta a destra. Diliberto, strappò, riesce ad andare dentro, nessuno la prende. Palla che taglia tutta l'area di rigore, trovando nessuno a tocco. Nuccio Marino prende presenza subito, Marino nega l'inerzia e serve l'anticipo. Gran giocata, super prestazione della coppia centrale di difesa nel Monreale. Di Cristina, Manno ritorna dietro da Lepre, che orienta il controllo e prende qualche metro prima di liberare il passaggio dei suoi. Lepre, quasi alla metà campo, c'è disponibile per Vassallo. Di Stefano, la sponda non riuscita, complice la chiusura stretta alle spalle. De Luca, sinistro e poi Giovinò, anche lui col mancino per andare a sinistra dal 10. Pitarresi disturbato da due maglie, disturbato da Corrado, Amedeo Vassallo che va giù, cerca il contatto, lo trova ma il fallo no. Sul secondo uomo c'è, non su Vassallo ma su Lepre. Calcio di punizione Città di Monreale. Partita difficilissima fin qui. Mentre noto con grande piacere, siamo più di 80 collegati in diretta. Un grande saluto ai spettatori da casa, con invito a supportare questa live con un mi piace e un'iscrizione e un commento per vedere anche dal punto di vista vostro questa partita. Su Cameli, Umberto Marino. Su Cameli cambia tutto, l'uscita di testa di Tuzzolino la toglie dall'area, o dalla tre quarti almeno. Corrao Pitarresi, va giù Pitarresi, fallo di Corrao che va sull'avversario e calcio di punizione quindi per il Fada. Calcio di punizione Fada Football Club, che arriva a battere, forse andrà Ilardi. Andrà Ilardi a battere questo calcio di punizione. Pronto a preparare il lancio lungo, è in linea con la sua difesa Ilardi. Ora lancia a lungo, palla troppo lunga, buona solo per Tafuri, da un portiere all'altro, da Ilardi a Tafuri che pensa di andare lunghissimo. Di Stefano o Tuzzolino, la prende di testa il 6, poi mette giù Arena con classe e con il petto. Giovino scherma la giocata di Vassallo, la ritrova lui con il 10 alle spalle. Amedeo Vassallo scappa fuori dalla pressione trovando Di Cristina. A sinistra prende a piazza Manno, deve tornare a giocare sui lati il Monreale, cercando Manno, ma la palla è lunga. Forse un giro di troppo per Gabriel Manno, rimessa laterale Fada. Cosenza, Manno spinto da Nuccio, invece no.
Marino spinge Nuccio che spinge Manno, ma il fallo è stato commesso. Umberto Marino su Nuccio, sul capitano del Fada. Calcio di punizione per la squadra ospite, calcio di punizione Fada Football Club. Pronto ad andare Cimino. Marino di testa toglie, gran controllo di Cosenza che ora entra dentro il campo. Di Cristina disturba, la palla è buona per il 4. Marino a vuoto questa volta. Giovino vuole l'imbuca dentro, vuole il filtrante l'Alfano, calcia Giovino. C'entra in pieno un difensore monrealese. Rimessa laterale per il Fada, 70 sul cronometro, mancano 20. E ancora sullo 0-0 il risultato di questa gara d'andata degli ottavi di finale di Coppa di Sicilia di prima categoria. C'è Lepre per terra, è caduto solo. Occhio a questa dinamica, deve verificare le condizioni del 5 del Città di Monreale. Caduto solo, qui Lepre. Si rialza ora, si rialza Lepre. Pitarresi di testa. Alfano la sponda, non trova Nuccio, ma il recupero del Monreale, ritornando dalle parti Giuseppe Tafuri. A sinistra Manno, prima si va ad Arena, tocca ma non la tiene attaccata tra i piedi. Cosenza si prende il centro del campo, ora scappa con la palla al piede. Lepre anticipa ancora Alfano. Su Cameli. Deve ritornare lucido in mezzo al campo il Monreale, prende ampiezza, apre tutto verso Di Liberto che si lascia beffare dal rimbalzo, rimessa laterale per il Fada, non tiene il Monreale, non tiene Di Liberto qui. Recupera Arena, cerca Di Liberto, trattenuto a palla lontana. Possesso blu ora, possesso Fada. Poi Di Liberto torna, non c'è fallo nemmeno in questo istante. Di Liberto punta, vuole superare Tarantino, in scivolata dritto sul pallone. Ferma Di Liberto, è rimessa laterale per il Città di Monreale. Cross che arriva in mezzo, Di Stefano contenuto, la Tuzzolino, Ilardi, in tuffo, blocca in presa. Cosenza scappa. Viene incontro De Luca, velo per cercare Nuccio. Marino deve chiudere. È Nuccio che si lancia un Marino cercando un contatto. Cerca il fallo che non c'è, secondo il signor Ciaccio. È rimessa laterale Monreale. Mano di Cristina. Spinge Nuccio, fallo. Fallo commesso da Nuccio. Calcio di punizione. Calcio di punizione per il Città di Monreale. Calcio di punizione Monreale. E qui il signor Ciaccio ha la stessa idea mia sul primo fallo richiesto da Nuccio. A cercare il contatto, ora intervento dritto sulla palla, preciso sul pallone di Cosenza. Marino a medio vassallo. La palla è troppo corta, Corrao deve chiudere, non riesce, palla verso Alfano, Tafuri, ancora una volta Giuseppe Tafuri a farla volare via. Rimessa laterale per il vittoria per il Fada che ha colpito Tafuri, ma l'arbitro sembra aver assegnato al Monreale, quindi Tafuri esce, Alfano tocca per ultimo. È rimessa laterale per il Città di Monreale. Corrao, tocco di ritorno errato, Di Stefano sbaglia la sponda, regalo per il Fada. Giovino, Pitarresi. Ritorna a possesso del Città di Monreale. Di Cristina vede salire su Cameli con un treno a sinistra. È lì che si va da su Cameli, contorna con il petto, orienta sulla corsa. Ritorna Cosenza, su Cameli, non passa davanti al muro Cosenza. Rimessa laterale, Città di Monreale. Arena voleva velocizzare. Non ci sono però le circostanze per farlo, lascia la battuta a Manno. Di Cristina, Manno quasi in maniera fortuita, indirizza la palla verso Nuccio che fa correre Alfano. Regolare la posizione di partenza di Alfano, nessuno in area ora, deve andare a chiudere il Città di Monreale mentre Alfano la tiene e la mette dentro, deviazione, Tafuri la blocca Tafuri.
Arena completamente libero. È lì che si va. Più da Arena, da Cosenza forse. Questa volta sbaglia da fuori, si va a prendere dalla fretta. Nuccio cominciano un po' ad allungarsi le squadre, cercando il gol per sbloccare questa partita d'andata. Palla lunga di Cosenza. Arena tocca per ultimo, se la porta fuori. E calcio d'angolo Fada. Forse un tocco in più qui di Arena. Calcio d'angolo per il Fada. Dalla bandiera di destra entriamo a pieno in area di rigore. Riusciamo a vedere il meglio con la nostra LTV Cam. Quando manca un quarto d'ora al 90°. 15 minuti alla fine, più recupero 0-0. Cross sul secondo, palla troppo lunga per tutti i ragazzi in aria. Sarà rimessa al laterale per il Città di Monreale. Vassallo Corrao. Lancia cercando Di Stefano. Mazzamuto copre, la palla è buona per il 6, la palla è buona per Tuzzolino. Che voleva? Alfano. Ma trova solo una rimessa laterale per il Città di Monreale. Ricordo solo un cambio nel Fada. 2 invece nel Città di Monreale. Nessuna ammonita in campo. L'unico di questa partita era Messina, sostituito al posto suo entrato De Luca, che aveva impressione su Manno. Manno, Marino. Arena si apre in mezzo, Sucamelli stringe al centro. Si invertono il 9 e il 10 dal Città di Monreale, ma la palla gira a tre piedi, rotola a tre piedi di Giuseppe Tafuri. Lepre. Vassallo. Lepre di Cristina. Saleman ancora. Umberto Marino. Sempre si comincia ad avvertire qualche problema di linea. Vedremo se comincia ad avvertire qualche problema tecnico nello svolgimento della diretta. Forse un calo di connessione in questi ultimi secondi. Vedremo di mantenere stabile il segnale. Sembra aver ripreso a pieni giri. Rinvio dal fondo per il Fada. Lancia via di Cristina, tocca, sporca la traiettoria. Corrao deve evitare la rimessa laterale, ci riesce. Tafuri viene a supporto. Pitarresi velocissimo in pressing. Tafuri, ancora Corrao, la mantiene senza paura il Città di Monreale. Arena di Cristina, Arena Michele di Cristina ancora. Manno disponibile, lui cercato, De Luca lo va a prendere. Manno, Marino, ancora Tafuri, ancora giro palla, possesso del Città di Monreale. Alessandro Lepre. Sale lui, Lepre di Stefano, riesce a tenere la palla, passa, vuole crederci. Il Monreale Correo cerca il contatto che non c'è, rinvio al fondo, rinvio dal portiere per il Fada. Rinvio al fondo Fada. Mister Maggio ci tiene a mantenere tutti i pezzi uniti, i suoi 11. Senza dare troppo spazio, senza spezzare o creare qualche crepa nello schieramento fin qui al limite della perfezione Città di Monreale. E ricordo, sta affrontando la prima in classifica del girone B, che ha trovato 11 vittorie e 2 sconfitte nel giro d'andata. Di Liberto chiude bene Giovino, messo giù, si gioca per il vantaggio. Pitarresi Nuccio controlla e poi lancia verso De Luca quasi alla cieca. Manno deve proteggere questa palla, mette il corpo davanti, fa volare via De Luca, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Città di Monreale. Chiusura corretta, regolare. Resta impassibile Manno. Francesco Arena sale. Sale Arena. La chiede Sucamelli, viene servito. Devono entrare in aria. Sucamelli guarda Di Liberto che taglia. Portato giù Di Liberto senza fallo. Senza fallo secondo il signor Ciaccio. Si era lanciato verso il primo palo. Di Liberto su questo cross teso di Sucamelli. Non c'è deviazione. Sarà rimessa al laterale per il Fada.
Lepre non può uscirla, va a risolvere Di Cristina, ma con fallo. Fallo commesso ai danni di Alfano. Calcio di punizione per il Fada dall'esatta metà campo, lungo i lati di sinistra. Entriamo lì. Si rialza ora Alfano. Calcio di punizione Fada, minuto numero 80. Qualche secondo il minuto numero 80 per essere precisi. Però comunque sono 10 minuti alla fine, 10 al 90esimo, poi sarà recupero. 0-0 ancora. Partita equilibratissima, risultato che rispecchia la prestazione in campo. Lepre. Manno riesce a mandarla via. L'ultimo a toccare è stato De Luca. Rimessa tra le Monreale. Rimessa tra per il Città di Monreale. Di Stefano deve andare lungolinea. Perde però forse il tempo per ricevere questa palla. Quindi si va da Sucameli. Manno. Sucameli 1-2 completato. La terra Pitarresi riesce a prendersela. Poi messa giù da Sucameli. Fallo di Sucameli. Giallo per lui. Calcio di punizione. Calcio per il Fada. Giallo per Mazzamuto. Giallo per Sucameli. Ammonito per il fallo commesso Sucameli. Ammonito per proteste. Invece Mazzamuto. Calcio di punizione per il Fada Football Club. Sucameli invece dice più e più volte di non averlo fatto apposta. C'è Marino per terra intanto. Mentre è pronto a entrare Porzio. Forse finisce la partita Umberto Marino. Chiede il cambio Umberto Marino. È già pronto a entrare Vito Porzio. Campanello d'allarme in casa Monreale. Calcio di punizione concesso da un fallo generoso di Sucameli. Si giocherà dopo il cambio, quindi finisce l'ottima prova di Umberto Marino. Finisce dopo 81 minuti la partita delle centrali di difesa del Monreale. Al suo posto entrerà Vito Porzio del Monreale. Però c'è da dire che Umberto Marino ha lasciato il campo, ma Porzio ancora non è entrato. Questo è un rischio che corre il Monreale. Entrare a 8 dalla fine non è semplice, soprattutto per un difensore in un risultato così in bilico. Può entrare Porzio. Resta un solo cambio a disposizione del Monreale, resta soltanto Bonanno. Fuori Marino, dentro Porzio. Si va a schierare subito, pronto a saltare. Tutti lì a coprire, nessuno sulla ripartenza in ogni caso nel Monreale. Mentre il Fada attende con 2 uomini, attende con Tuzzolino e Tarantino. Tra ancora qualche problema di latenza, qualche calo di connessione c'è sulla live. Può battere Cosenza. La palla è giù, l'inserimento. De Luca non tocca. Non ha toccato De Luca. Se l'erano persi i ragazzi del Monreale. Se l'era perso l'uomo in copertura. Rischio, corso dei monrealesi. Rinvio dal fondo. De Luca legge benissimo la palla intelligente del suo numero 2. Rinvio dal fondo per il Monreale. Dopo il cambio però. Rinvio dal portiere Città di Monreale. Dopo il cambio del Fada Football Club. Fuori Mazzamuto. Anche per lui. Giallo, va fuori. Vedo di comunicarvi, una volta identificato il numero sulla maglia, la sostituzione del Fada. Noi ritorniamo dal rinvio dal fondo per il Monreale. È entrato in maglia, numero 14, per il Fada. Renda. 6 minuti di disposizione per lui. Nuccio.
A sinistra spinge Arena, tacco su Cameli. Morbido per l'inserimento di Francesco Arena. Di Stefano è libero dentro. Non va però su questa palla. E ora Renda che deve uscirla con il 10 avversario alle spalle. Va giù, vuole il fallo che non c'è, invece c'è. L'arbitro ferma e assegna calcio di punizione Fada. Fallo subito da Renda. 4,5 alla fine. C'è spazio per l'ultimo cambio monrealese. Dentro pure Bonanno. Fuori su Cameli. Dentro Bonanno. Calcio di punizione Fada. Dentro Bonanno, fuori su Cameli. Non ha preso il cambio su Cameli. Fischia il signor Ciaccio. 3,5 al 90°. Ilardi. Di testa di Cristina, perdonatemi, di Liberto non arriva. Rimessa laterale Bonanno. Si è messo... Dove è stato schierato Bonanno? Ecco qui. Sembra essere a destra in questo momento, visto che la palla è sovrapposto, da stretto in mezzo. Crampi per Di Cristina. Crampi per Michele Di Cristina. Dopo una gara di tanto sacrificio. Va giù il primo. Si rialza ora. Sarà rimessa la tale per il Fada, che ne approfitta per fare un piccolo cooling break. Cosenza, lungolinea, trova De Luca che indirizza verso Nuccio. Nuccio o Porzio. Mette il corpo davanti Porzio. Manno allontana via. Mentre c'è fallo. Fallo commesso da Nuccio su Manno. Calcio di punizione. Calcio di punizione Monreale. Ha commesso fallo Nuccio su Gabriel Manno. Porzio richiama l'attenzione di Diliberto. Ma prima si va la Tafuri. 88 sul cronometro. Lepre. Si fatica nel finale. 0-0 ancora. Velo di Bonanno. Di Stefano si gira. Ma commette fallo. Commette fallo Di Stefano. C'ha qualcosa da dire alla panchina intanto. Fallo commesso da Di Stefano. Un giallo vola verso la panchina del Monreale. Su qualche protesta accesa. Calcio di punizione Fada. Fallo commesso da Di Stefano. Andrà a battere ancora Ilardi. '89. 0-0 ancora. Stesso risultato dall'inizio della partita. Parità, reti inviolate. Va lungo Ilardi. Alfano mette bene giù, poi si gira. Alfano vuole saltarsi, sale in cattedra prendendo ampiezza verso De Luca. De Luca contro Manno. De Luca, Manno a vuoto. De Luca dentro, allontana via Porzio. Allontana via Porzio. Ora Diliberto e poi Gabriel Manno. Dietro Tafuri. Nuccio va a pressarlo forte. Tafuri gioca sui lati, la palla buona per Pitaresi che ammorbidisce verso Alfano. Dal limite Alfano, Lepre ancora. Lo tiene stretta a sé. Più Fada nel finale. Col Monreale che ha speso tanto. Alfano sulla profondità. La palla è buona. Alfano. Va dentro da Nuccio. Il gol dello 0-1. Al 90° Nuccio. Sblocca la partita. Il Fada si porta sopra di uno. E lo fa al minuto numero 90. Lo fa con il suo capitano. Incredibile. Allo scadere. Nuccio trova il gol che vale. Lo 0-1 al 90°. Alfano riesce a prendere la palla, a saltare l'uomo e trovare la profondità. Palla messa in mezzo da lì. Nuccio non può sbagliare. Monreale 0, Fada 1. Beffa nel finale per il Monreale. L'ha sbloccata il Fada.
90esimo e ora sarà tutto recupero. L'ha sbloccata il Fada, l'ha sbloccata Nuccio sull'assist di Alfano. La prima volta che forse è scappato da Lepre. Serve l'assist per Nuccio. 4 di recupero ha comunicato l'arbitro. Si giocherà fino al 94 quindi. 94. 4 minuti a disposizione per le sorti di questa gara d'andata. Bonanno, Vassallo da fuori, colpisce in pieno Tuzzolino. Deve giocare il tutto per tutto nonostante ci sia la gara di ritorno, però sarebbe importante portarla sulla parità anche su questo risultato un po' ingeneroso vista la prova del Monreale. La beffa nel finale sarebbe una doccia gelida per i ragazzi di Mister Maggio. Vassallo, nessuno sulla profondità, Lardi blocca e va giù, non ha fretta di rialzarsi Lardi, mentre il primo di recupero è già andato. C'è un giocatore per terra che accusa crampi. Forse ha richiesto un cambio verso la panchina. Fuori Giovino. Al suo posto entra in maglia numero 18 Rosario D'Amico, un altro 2009, entra in campo nel Fada Football Club. Fuori Giovino, dentro D'Amico in maglia numero 18. 92 sul cronometro. Altro cambio nel Fada. Si gioca la doppia istituzione in uno slot solo. Si recupera ancora, il tempo è fermo, indica il signor Ciaccio. Mister Maggio vuole la calma anche alla fine. Fuori Alfano. Dentro in maglia numero 13 Andrea Monte, un altro 2009. Sale a quota 3. Il numero 2009 in campo. Esce Alfano, protagonista sul gol, autore dell'assist per il gol di Nuccio. Dentro Monte. Di Liberto la riconsegna agli avversari. Ilardi. Lepre. Di Liberto deve saltarsi al suo ingresso in campo, ancora si è visto poco. Di Liberto di Cristina, l'uomo alle spalle che lo aggredisce, brutta palla persa. De Luca poi gioca da Nuccio. Nuccio, il Fada in avanti, la mette in mezzo, buona solo per Tafuri, deve scappare via da lì Città di Monreale. Follia nel finale. Tafuri la alza troppo, però dà più lunghezza che profondità forse su una palla che risulta complicata per la gestione. Di Liberto, c'è un contatto che è tutto regolare. De Luca può far correre Nuccio, ma non torna e l'accompagna fuori. Rimessa laterale mentre Nuccio allontana via. Giallo per Nuccio, giallo telecomandalo per Nuccio. Lievi proteste. Rimessa laterale, si deve giocare dopo il fischio dell'arbitro, come da regolamento dopo la munizione. Ammonito Capitan Nuccio, autore del gol che fin qui decide questa partita. Manno Tafuri, 94 sul cronometro intanto. Sarà ora compito dell'arbitro lasciare recuperare quanto sa lui sul suo cronometro. Di Cristina, che palla che ha lasciato scorrere qui, che rischio corso dalle 4. Di Liberto fermato, senza fallo. Di Liberto fermato senza fallo e quindi può correre il 14 del Fada. Renda, rientra, Lepra lo mette giù, si gioca senza regole ormai nel finale. Perde il fischietto del signor Ciaccio e quindi si gioca. Vassallo inciampa, va giù, si è fatto male a Amedeo Vassallo. Si è fatto male Vassallo, l'arbitro ferma il gioco. L'arbitro ferma il gioco. Amedeo Vassallo per terra dolorante. Si è fatto male il capitano del Monreale. E ha finito i cambi la squadra di casa. Qualche secondo alla fine. Lancia lungo Tafuri. Ultime speranze monrealesi. Lei prova a fare la torre. Di Liberto tiene in campo, ma solo per
gli avversari che giocano e vanno da De Luca. Può bastare così, fischia 3 volte, il primo set va a favore del Fada, col Monreale che non riesce a mantenere forse la concentrazione fino alla fine, la perde per qualche istante, quella che porta al gol di Nuccio che decide la partita, ma grandissima prova del Città di Monreale che affronta a viso aperto, affronta senza paura di scendere in campo contro la prima della classe del girone B. Complimenti al Monreale, complimenti al Fada per la partita svolta, corretta, pulita, fluida in mezzo al campo, una bella partita. E ora finisce la prima andata, finisce il 2025 per queste due formazioni. Io non posso fare altro che ringraziarvi per la compagnia, per la visione e per la stare passare insieme. Buone feste, buon anno nuovo, ci vedremo al 2026 che resta ricco di novità, di iniziative Grande Fada! che porteremo con l'anno nuovo. Vi ringrazio ancora, un saluto e alla prossima.